Ecco, Eccoci in live. Ci abbiamo messo, siamo no, tutti. diciamo alla settima l'abbiamo capito, alla quinta ancora c'era qualche dubbio, Ancora però c'avevamo qualche dubbio. va bene. Allora, siamo super live, siamo tutto super perché super coppa, super live, conduttore super, va bene, va bene. Quindi è tutto un super buonasera. Allora, Dani, buonasera a te. Innanzitutto sei rientrato oggi da Ancona, quindi No, stai bene? ieri Stanco? mattina ci siamo svegliati io e Pietro Mazzara e siamo tornati e io volevo approfittare di questo spazio per una cosa personale, lo so che a te non farà piacere, però volevo fare i complimenti all'ospite che abbiamo avuto nel pre-gara, che siamo andati in onda nel pre-gara, abbiamo invitato un'ex giocatrice che è stata bravissima e si chiama Heidi Chachao perché è del Brasile ed è stata veramente, veramente brava e le voglio fare i complimenti. Scusa se ho preso questo spazio, No, ma no, no, va gliele bene, dovevo dai, fare. ci sta, poi Glieli magari c'è dovevo una fare. ragazza pure che giovane che si rimerita, quindi prego, prego, hai fatto bene. Poi la sentiamo, magari ti ringrazia. Magari dopo la Piccola sentiamo, ok? parentesi, piccola parentesi, stamattina a scuola una studentessa mi fa, Professore, è meglio della Diletta Leotta. Io ho fatto, no, non esageriamo, non esageriamo. Però è stato molto, molto divertente, quindi Albi, ciao, ciao, ti ringrazia. Allora, Dani, oggi abbiamo due ospiti che non potevamo non invitarle perché sono due vincitrici fresche, freschissime della Supercoppa. La prima è Greta Ghilardi, anno 2003, numero 14, un numero molto affezionata io che sono della nazionale. Ah, Ciao Greta, buonasera, non, da un buonasera. problema, non sento nessuno dei due, non so se era il mio Meglio, computer. meglio, vai tranquillo. Meglio, non fai niente, fai Vabbè, un provo monologo, a vai uscire e tranquillo. rientrare perché non sento proprio nessuno. Vai, esci e rientra, va benissimo. Innanzitutto c'è da dire che le due ospiti sono le uniche che erano ancora sobrie, per questo sono arrivate solo loro da sabato sera, questo ci tengo a dirlo, ecco. E invece l'altra abbiamo detto che Greta è 2003 e quindi è Ok, una sua coetanea sento. ed è Susi Nicoletti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Susi, buonasera. Hai sentito che ti ho dato della coetanea? Sì, 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 ok? sì, grazie, grazie. Sono giusto 3 mesi più grande di Greta. Va bene, 3 mesi, dai, stessa annata. Allora, ragazzi, innanzitutto veramente grazie di essere venute perché Greta, tu hai rappresentato, diciamo, parte di questa trasmissione per più di un mese perché abbiamo parlato molto della nazionale, quindi il tuo nome rimbombava. Susi, tu il tuo Malissimo, nome peraltro. rimbomba da 20 anni nel calcio a 5, quindi non è stato solo questo mese. Dani, io partirei subito con una domanda, però non della Supercoppa, quella ci pensiamo un secondo, Va ok? bene, va Perché bene. Susi naturalmente la conosciamo tutti, Greta la stiamo iniziando a conoscere ormai da un po' di anni, che non è più Sì. l'ultima arrivata nel mondo del calcio a 5 della Serie A. Io vorrei chiedere, fare una domanda invertita, cioè Greta, com'è allenarsi, giocare con un'icona del nostro campionato, del nostro movimento, della nostra storia, che secondo me continua così, lo sarà per ancora molti anni, e Susi, com'è allenarsi con una ragazza così giovane, magari talentuosa, volenterosa. Quindi, Greta, iniziamo da te, vai. Allora, beh, sicuramente cioè, giocare con una giocatrice come Susi penso sia un onore, davvero, perché cioè, mi fa capire dove si può arrivare col duro lavoro, ecco. Cioè, quando gioco insieme sia in allenamento che in partita, comunque, cioè, corre, sono io che devo rincorrerla, non si ferma mai. Quindi è comunque un motivo di ispirazione grandissimo. Bello, bella questa risposta. Tu, Brava Susi? Greta, hai parlato bene. Non potevo fare altrimenti. Vabbè, io diciamo sono un po' di anni sinceramente che mi trovo a essere, no? Un po' dall'altra parte del... un po' in là con l'età, quindi diciamo sto vedendo le nuove ragazze insomma che si stanno avvicinando. Vabbè, Greta sono un po' di anni che ci ho giocato contro e l'ho sempre apprezzata diciamo come avversaria. Però diciamo adesso che diciamo, mi alleno insieme a lei capisco quanto può diventare diciamo, forte Greta negli anni, perché diciamo, alla sua età, diciamo, a 22 anni, già la vedo molto, molto matura, è una ragazza che sa insomma cosa vuole
e secondo me se continua così potrà diventare veramente un'icona del nostro movimento. Sì, Grazie. io Greta, grazie Susi, io ti ho vista, cioè da avversaria mi ricordo di te e io, chi ci segue sa che non ho una particolare memoria, ma non No, per zero disinteresse direi. così, ma a livello di memoria veramente faccio fatica, ma io mi ricordo proprio quello che sono rimasta colpita, non tanto dal mancino, perché va bene, magari una ragazza che la maggior parte sono destre, quindi un mancino, cioè sei molto forte, molto talentuosa, però mi ricordo questa personalità che aveva in campo. Dani, tu naturalmente, io so che Greta è un tuo punto debole perché ogni tanto esce questo nome dalla tua bocca, però mi è rimasta impressa questa personalità perché quella, cioè, si allena, si acquisisce, ok, però lei è partita, secondo me, qualche anno fa da una base molto alta. Sei d'accordo, Dani? Sì, sì, lei è dotata di una fisicità, sicuramente le leve lunghe perché penso che abbia 2,20 m solo di gambe e sicuramente questo l'ha aiutata. Venire dal calcio a 11 l'ha, secondo me, anche strutturata, cioè le ha dato consapevolezza di poter usare il corpo all'interno di una gara, ma non solo nei duelli individuali o quando va a fare, insomma, si va a matchare un'avversaria, proprio nel calcio, nel come corre. Quindi io credo che la parte di calcio a 11 le abbia fatto tanto bene, quello su cui lei, ma credo che lo sappia anche lei, deve migliorare e già lo ha fatto tanto, sono ovviamente le letture che ovviamente nel calcio a 11 non ne aveva e quindi in questo lei io lo so che già sta lavorando e lo fa e si vede nel suo percorso triennale ormai. Però credo che è il prototipo della giocatrice moderna, no? Nel senso, tu oggi una ragazza come Greta la metti a giocare in qualsiasi partita di Champions League ed è una ragazza che ci sta dentro, capito? Quindi lei è proprio moderna, anche quando fa le smorfie. Mamma mia. Beh, Dani, allora, questa cosa della giocatrice moderna sono d'accordo che finalmente togliamo anche lo stereotipo della giocatrice, non fate giocare le bambine perché gli vengono le cosciotte, così, 2 metri di ragazza, bellissima, bravissima, quindi sarà proprio, Grazie. la possiamo mettere in ogni pubblicità, no? Addirittura. No, è vero, quel che è vero è vero. Allora, va bene, poi torniamo un po' al clima, al focus della puntata perché avete vinto la Supercoppa. E complimenti perché è un trofeo a inizio stagione, cioè Susi naturalmente lo sa molto meglio di tutti noi, che dà anche una sorta di motivazione per tutto il proseguo, no? E, Susi, ma eri convinta di vincere? Ti stanchi mai di vincere? Che rapporto hai con la vittoria? Svelaci un po' i tuoi segreti. Ecco, non ha Brava risposto. Susi, esattamente così ti voglio, vattene. È questa Chi la Non non svela risposta i ne che segreti. torna, chi tocca ferro, lei proprio se ne va totalmente. numero Non li uno. vorrei svelare. Questo è stato bellissimo, Questa questa mi è cosa. piaciuta da morire. E allora Greta, Senti, la allora, palla va a te. in attesa che ritorni Susi, ho una domanda per Greta. Greta, tu Vai. hai sempre giocato in Lombardia a casa perché Milano-Bergamo è vicino. Allora ti voglio chiedere quanto ti sta pesando? Ti ha pesato oppure diciamo, questo passaggio a 800-900 chilometri da casa, anzi, pensi che ti abbia fatto bene e ti stia aiutando a crescere? Oppure tutte e due? Come sei Sì, no, allora. diplomatico, Dani, che giro che hai fatto, guarda, per la Milano bene, guarda, ti conosco, ti conosco. No, allora vabbè, sicuramente all'inizio è stato difficile perché cambiare tutto, no? Stare lontano da famiglia, amici, eccetera. Però appunto qua davvero mi sono trovata subito benissimo, cioè si respira proprio un clima sereno, tranquillo. E sì, cioè sicuramente penso che mi aiuti anche a migliorare perché cambiare, cioè provare nuove cose, che sia, cioè, sotto ogni aspetto, no? Provare nuove esperienze ti aiuta a migliorare, cioè che sia un'esperienza nuova come quella che sto facendo, sì, mi sta aiutando tanto a crescere. Posso ritornare da Susi? Grazie Greta, Certo, Torna- io posso... intanto avevo messo Sì, sta toppa scusate, io ho così, avuto problemi con internet, qua non ho Noi sentito pensavamo cosa che avete fossi detto. scaramantica al punto di Vittoria, ciao, cioè nel senso questo è stato l'impressione. No, ti chiedevo, cioè nel senso, mo, a scherzi a parte, tu hai, cioè, giochi da anni, ma giochi da anni a un livello altissimo, squadre che hanno vinto, squadre che,
cioè, giocano sempre per un titolo. Quindi che rapporto hai con la vittoria? O meglio, la vittoria ti porta anche proprio a non mollare, non tentennare mai, magari, cioè in questi anni? Ehm, Guarda, diciamo, più che altro, diciamo, il rapporto cioè, più importante secondo me è quello con la sconfitta, cioè perché io in questi anni sì, magari ho vinto tanto, però diciamo se ho vinto tanto è perché ho perso anche tanto e da lì diciamo sono sempre ripartita per cercare insomma di raggiungere la vittoria. E, diciamo, in realtà diciamo, io non sono ossessionata dalla vittoria, io diciamo, lavoro È e la vittoria basta, che è cioè penso ossessionata da che te. che mi persegue. Ah, pure sta coppa mi alza ancora lei, Bancia, faccio più. No, in realtà diciamo, è bello, insomma, vincere è bello, è bellissimo, lo sappiamo tutti, anche tu Aida hai vinto, quindi sai benissimo di cosa sto parlando. Però diciamo, io ho sempre avuto quella mentalità che poi il giorno dopo, diciamo, sto di nuovo sul campo, sto di nuovo in palestra, insomma, sempre lì, ma non tanto per inseguire una nuova vittoria, ma più che altro per cercare, insomma, di migliorarmi, ecco, di migliorarmi. Poi penso che il resto venga da sé. Venga da sé, diciamo, perché diciamo, secondo me stare a certi livelli per tanti anni, comunque stare sempre lì a giocartela, dipende solo da quello, dipende dalla forza di volontà, ma soprattutto dal lavoro che c'è dietro, perché non si ottiene niente, insomma, senza il lavoro. Magari uno vede Susi Nicoletti ha ottenuto tante vittorie, 8 Supercoppe, però non è niente facile. Dietro ogni Supercoppa, insomma, c'è stato sicuramente un grosso lavoro, sia mio, ma anche delle squadre con cui ho giocato, perché alla fine non è uno sport individuale, è uno sport di squadra. Quindi penso di essere stata anche magari fortunata da un certo punto di vista a trovarmi in delle squadre, insomma, che avevano le mie stesse ambizioni, ecco. Vabbè, quella più che fortuna, cioè nel senso è un amore corrisposto perché la squadra forte cerca la giocatrice preparata, quindi e viceversa. Susi, io una curiosità che ho perché io e te abbiamo giocato insieme pure i primi anni della nazionale e secondo me tu, cioè, vedendo il tuo proseguo, sei migliorata tanto, che per me eri fortissima e rimani fortissima, ok? Però sei migliorata proprio nel modo di giocare, secondo me giocare alzando sempre il livello, mantenere squadre tipo Pitondo e così via, con tante magari anche brasiliane tecnicamente forti, cioè noi all'inizio non facciamo la Schumacher e queste cose che sono arrivate dall'esterno, cioè ti ha aiutato anche secondo te questo proprio a cambiare il tuo modo di giocare anche in campo? Cioè, oltre alla parte difensiva che era fortissima e tutto, ma anche molto, cioè pure più offensiva, no? Sì, sì, certo, io diciamo, ho sempre pensato insomma, che l'arrivo delle straniere, insomma, delle brasiliane, per noi doveva essere diciamo, un modo per poter migliorare, perché comunque è inutile che ci prendiamo in giro, loro sono anni luce insomma, davanti a noi in tanti aspetti. Quindi diciamo, la cosa che bisogna fare è prendere tutto ciò che è possibile da chi diciamo, è meglio di te, perché insomma poi ti trovi a lavorare con Lucileia, ti trovi a lavorare con Diana Santos, con Renata, con tutte queste giocatrici insomma che hanno un livello davvero alto e sarebbe insomma da stupidi non imparare da loro. E penso che è una cosa che debbano fare tutte, perché se c'è qualcuno che è più forte di te, qualcuno che ti possa dare, diciamo, devi cercare di prendere quanto più possibile, mettendo poi anche diciamo, le tue doti, insomma, il tuo talento, però non bisogna avere, diciamo, la presunzione di essere arrivati, di essere arrivati. Io, diciamo, sinceramente ho 42 anni e penso di poter imparare ancora tante cose. Questo è bellissimo, secondo me veramente cioè, hai detto delle cose stupende perché Dani, io da queste parole cioè, mi arriva proprio un'umiltà che associo a Susi in tutti questi anni, perché lei secondo me ha mantenuto una costanza negli anni incredibile, incredibile e questo va dato merito, veramente Susi, complimenti, per questo te lo volevo dire da tempo, però vabbè, lo dico in diretta così. Vai, andiamo adesso. Grazie. Ma sai anche cosa, Grazie mille. secondo me? Il fatto che lei sa bene quali possono essere oggi i suoi limiti
e oltre che a migliorarsi, come dice, fa di tutto per nasconderli e mettere in evidenza quali sono i suoi pregi. Limiti non è la parola giusta, peraltro, facciamo finta le cose in cui va meno. È in quello anche l'intelligenza di una giocatrice, poi saranno anche 42 anni e quindi l'esperienza, però secondo me il fatto di mettere sotto al tappeto, ed è brava a nasconderle magari, perché se ti punta una che ha 23 anni, devi fare un lavoro per non farti trovare impreparata, che è difficile da fare. E in questo lei è molto intelligente e soprattutto umile, perché dice ok, non faccio così, ma faccio colà, capite? E questo è sinonimo di grande intelligenza calcistica, ma dietro c'è sempre un atleta, quindi io penso che in questo, e poi non so perché, ma io ho un'idea di Susi che arriva sempre 10 minuti prima delle altre e va via 10 minuti dopo. Magari è sbagliato e Greta ci dirà non è vero, è ritardataria, però ho questa idea io, No, è vero, è vedendola vero. ogni volta che la vado a vedere dal vivo, ho sempre questa idea qua. Dani, ma Greta, si è vede vero? anche dalla postura, cioè la Confermo, Susi è confermo. ordinata, Dani, è ordinata, quindi è inutile questa cosa. Ce l'ha, ce l'ha. E invece io ho una curiosità per Greta, anzi non è una curiosità, ma Greta, ma il primo trofeo nel calcio a 5? Con la Serie A, sì, con la prima squadra, sì. Con l'Under 19 abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia, però Supercoppa prima volta. Quindi diciamo da Serie A, anche da protagonista, perché hai fatto anche un bellissimo gol, è stato molto emozionante, cioè uno di quei giorni che ti ricorderai, uno dei primi Sì, sì, trofei. sì. Come hai trovato? È stato particolare perché comunque cioè, non abbiamo avuto troppo tempo per preparare la partita, comunque pensarci a 360 gradi perché siamo tornate più o meno cioè, dalla nazionale poco prima, una settimana prima, però sai, quando sei in campo poi realizzi che stai giocando una partita di quel calibro, quindi dopo averla vinta un'emozione pazzesca. È stato bello poterlo condividere con questa squadra. Che bello, che poi Dani, cioè nel senso lei ha 20, 22, 23, l'hai compiuti? 22, compiuti 22. 22 anni, però cioè, di solito il primo trofeo, Susi, non so, ora ci racconti anche tu il primo trofeo, però si vince, magari sei all'interno della prima squadra, però non sei protagonista, anche non solo per il gol, ma per minutaggio, per personalità, per presenza. Invece credo hai vinto un primo trofeo a una super competizione da protagonista. Quindi questa cosa secondo me... Susi, tu quando l'hai vinto il primo trofeo in Serie A? Io avevo 23 anni ed è stato lo scudetto il primo trofeo. Morbido. Quindi siamo lì, 23 anni col Firenze, con la Coppa. Bello, sono giorni che si ricordano, si ricordano. Ani, tu quando l'hai vinto il primo trofeo? Io l'ho vinto a 23 anni. Ah, ci accomuna una cosa, ah, siamo tutti lì più o meno, va bene. A 20, sì, sì, 23-24 perché sono di febbraio, 24, pardon, 24 compiuti, sì. Dopo Bene, un io ho mese. un'altra curiosità, poi mi taccio, poi ti lascio Dani tutto a te. Ho una curiosità su una persona che io seguo da esterna, naturalmente perché non ho mai avuto modo, che è Paca, ok? Cioè, perché oggi lo so che magari internamente non c'entra quest'anno e tutto, però oggi mi ha scritto un messaggio su Instagram e sono rimasta impressionata da questa cosa perché mi ha fatto un esame perché Dani, Paca ci segue. Cioè, tu lo sapevi che Paca ci seguiva? No, non lo sapevo, però vedo che Greta sta piangendo e non credo sia No. per gioia, quindi ora voglio farvi sentirmi dire da Greta cosa ne pensa anche. No, va bene, ho introdotto un po' il preambolo di Pacap solo per dire anche l'importanza della preparazione, che pure quella è cambiata tanto. Perché se io vedo, per esempio, Susi, a tu che hai 42 anni ancora fisicamente sei al top, e Greta che ha 22 anni fa un tipo di lavoro che noi 10-15 anni fa, o meglio io, non si faceva. Quindi quanto siamo cresciuti, perché qua spesso in trasmissioni si parla anche delle cose negative, no? Delle cose che non funzionano. Però il nostro movimento è bello perché ha anche tante cose che funzionano. Potrebbe essere pure questa la personalità, diciamo, interna di noi giocatrici e che ci mettono anche in condizioni. Potrebbe essere un'arma per arrivare, diciamo, a giocare a questi livelli? Sì, cioè, sicuramente, perché comunque io da quando sono qua ho iniziato a allenarmi con Paca, cioè inizialmente ho sentito tanto parlare, no? Che dicevano tutti, cioè, che non c'era nessuno come lei,
E effettivamente cioè, mi ha proprio stravolto cioè, il quotidiano, no? Dall'allenamento, ma anche lo svegliarsi presto la mattina all'inizio. Non dico, non è che adesso sia il massimo, però già mi sto abituando. Però è proprio questa questione di abitudine, A che queste ora ti può piccole... svegliare? Chi ti viene a bussare alla A me porta, hanno paga? detto di allenamenti alle sei e infatti, non mi mezza, è svegli, Ti vero? sì. suono i piatti, ti suono i piatti vicino al letto. A me hanno detto di allenamenti alle 6:30 di mattina, è vero? No, allora, 6:30 no, Mm. 7:30. Ah, vabbè, Però, cioè, sai, queste tosta, oh. piccole cose che diventano poi un'abitudine e cioè, ti aiutano tanto, sia dal punto di vista mentale che fisico. Penso che Susi può confermarlo benissimo. Susi, confermi? Guarda, questo è il quarto anno che ho la fortuna di lavorare con Paga ed essere sincera, diciamo, se a 42 anni sono ancora qui, diciamo, a giocare a questi livelli, è sicuramente grazie a lei. Come detto prima, Ida, cioè, quando abbiamo iniziato noi a 20, vabbè, quando avevamo 20-22 anni, cioè, noi ci sognavamo, diciamo, una preparazione del genere. Anzi, io per tanti anni ho avuto dei mister che prendevano le preparazioni, insomma, da internet, ti facevano fare I una preparazione gradoni. così generica. E quindi, diciamo, da quando è arrivata Paca sicuramente è cambiato tutto e ti dirò, tanto mi ha fatto appassionare che, che insomma, mi sono messa in testa di fare il preparatore atletico, sto studiando per seguire, insomma, le orme di Paca perché io credo una cosa importante, che soprattutto le nuove generazioni come Greta, ma anche diciamo prima, le ragazze insomma già dai 14, dai 15 anni, dovrebbero iniziare diciamo, a lavorare in un determinato modo già a quell'età. Perché io diciamo, ho iniziato a 38-39 anni, ma è un conto, diciamo, ma se una ragazza inizia già ai 14-15 anni, secondo me diciamo, si può avere una crescita generale diciamo, dell'atleta, perché io, ad esempio, anche quando vedo le nazionali spagnole, le brasiliane, insomma, se si vede gente che a 20 anni già fisicamente, diciamo, ha una certa presenza, cosa che magari in Italia un po', insomma, ci manca, ecco. Quindi, insomma, spero di poter contribuire, ecco, in questo per aiutare, insomma, le nuove generazioni, ecco, a crescere anche dal punto di vista fisico, perché credo che sia una cosa importante che ti aiuta a prevenire, diciamo, degli infortuni, prima di tutto, ma anche ad avere una carriera più lunga, insomma, se si vuole. Allora, io in questo Scusa vorrei dire una regia, cosa. regia, scusa, mi rimetti quel messaggio che così andiamo anche da Greta un secondo? Allora, Arianna dice, Grete, la sveglia presto, due rette parallele. no, Ma poi c'è Paca, ma poi c'è Paca. comunque ho dei segreti, cioè o vado a letto alle 9:30 di sera per svegliarmi presto, o dopo la palestra capita che mi faccio un pisolino, cioè so che forse non dovrei dirlo, però cioè, in qualche modo le mie ore di sonno devo farle, che siano 8-10, però quindi ci Te sono dei segreti recuperi da durante mestiere. il giorno. Allora, sai che stavo pensando mentre parlava Susi? Che Susi, io sono d'accordissimo, ma pure sto per dire una cosa un po' forte, ma la penso. Cioè, pure da un punto di vista mediatico, cioè vedere una Serie A, una ragazza che gioca in Serie A, quindi nella massima serie, fisicamente prestante, cioè è un prodotto vendibile. Perché la Serie A mi ricordo di 10-15 anni fa, cioè nel senso non eravamo preparate, non è che dovevamo Preparate, essere certo. Cristiano Ronaldo, però l'atleta l'associ a una certa fisicità, a una certa esplosività, quindi questa cosa secondo me è giusta, cioè nel senso è giusta che sia così. Dani, hai qualche curiosità per Greta? Perché tu, Greta, secondo me, è un po' il Sì, no, tuo... io per Greta ho due domande tattiche, una per Greta e una per Vai. Susi, perché comunque Greta ha cambiato completamente modo di giocare perché ha iniziato giocando sempre di 4 con la kick-off e quest'anno stanno giocando di 3. Volevo sapere se è una cosa che ti piace e se ti ci stai trovando o pensi ancora di poter migliorare in determinati movimenti. Allora, vabbè, sicuramente posso migliorare su come sto facendo, cioè sul modello 3-1, ma anche perché avendolo iniziato a 100% questa stagione, ci sono delle cose che devo ancora ingranare, capire meglio. Però avendolo già iniziato anche con la nazionale, no?
cioè, tante cose mi ha aiutato con la nazionale, perché alla fine è lì che ho iniziato a fare 3-1, dato che al kick-off prima non lo facevamo mai. Certo. E mi piace molto come modello di gioco, ma anche perché davanti abbiamo un pivot, Esatto. diciamo che ci rende il lavoro molto più facile. Quindi... Beh, io l'ho detto anche in diretta, lui l'altra sera ha ripulito, ha messo giù delle palle che erano ai limiti della tu le dai decenza, palla, no? corri e la palla ti arriva sui piedi giusta, quindi non posso Il lamentare portiere assolutamente. di movimento che a 2 minuti dalla fine ha fatto uno scatto di penso 30 metri per andare a prendere quella palla e cercare il gol, io lì ho pensato, cioè Lusileia spero che sia, sai, è presente quando sei in vacanza, Dani, a prendere un aperitivo al tramonto che vorresti quel sole non tramontasse mai? Ecco, è Lusileia, veramente, è Lui. Lusileia perché cioè, è poesia. Io sono proprio innamorata a vederla giocare. No, e poi hai detto una bella cosa quando hai detto quando hanno messo il portiere di movimento, e qui voglio fare la domanda a Susi. Innanzitutto complimenti a Mister Guarino perché a 3 dalla fine ha avuto, non so se è coraggio o un piano di gara ben preciso, dice mancava 2,44, ancora me lo ricordo, mette il portiere di movimento e secondo me, io infatti dico, secondo me vuole scavallare questi 44 secondi e poi dopodiché vuole fare possesso 44 secondi e poi dopo ovviamente difendere, perché una volta che hai superato bene o male arrivi sotto ai 2 minuti, 3 gol, è vero che questo sport però sai ti Renato mette in una impegna. situazione dove poi ecco deve succedere un qualcosa di speciale e quindi questo bisogna dargliene atto perché è una scelta che non avrebbero fatto in tanti innanzitutto e poi gli volevo chiedere appunto a Susi che veniva appunto da questa epopea con Marzoli come si sta trovando con Mister Guarino anche come persona. Io dal vivo ho avuto piacevoli vibrazioni su di lui sia dal punto di vista di preparazione sia da un punto di vista lui che veniva dal maschile. La premessa è che non l'avevo fatta, scusate, è che lui è sempre allenato nel maschile, quindi sai come prima insomma primo impatto entrare nel femminile non è facile e a me sembra invece che è stato preso un allenatore che già nel femminile ci stava da un bel po' per come si rapporta, il tipo di time out che ha fatto, anche il linguaggio del corpo che lo vedevo dalla mia postazione, quindi mi è sembrato insomma un ottimo conoscitore, non di sport, non di futsal, scusa, ma proprio di sport, cioè nel saper stare all'interno di un gruppo. Sì, sì, hai colto in pieno. Per quanto riguarda il portiere, vabbè, di movimento, l'avevamo provato, diciamo, prima della pausa, insomma, un paio di volte perché ha sempre ribadito che in alcune occasioni, insomma, ci sarebbe servito proprio per prendere un po' di secondi e in effetti, insomma, così è stato. Insomma, siamo state per almeno più di 40 secondi col possesso palla che ci è servito, insomma, per superare quella soglia, ecco, e stare un po' più tranquille nei minuti finali. Poi vabbè, io sinceramente mi sto trovando benissimo col mister perché al di là che è un gran lavoratore, cioè lui, vabbè, forse un po' perché è anche un militare, però diciamo sul lavoro insomma è molto esigente, insomma pretende tanto. E la cosa positiva secondo me è che diciamo, entrare nel femminile non è facile, però poi diciamo, se una donna insomma, percepisce che la persona che mi sta parlando insomma, sa e diciamo, ti trasmette insomma, quella tranquillità, quella sicurezza, quel sapere, poi insomma, una donna ti segue fino alla fine. E penso insomma, che sia stato Questo è vero. importante questo perché si vede che il gruppo insomma, sta dalla sua parte, insomma, tutto quello che dice, insomma, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. E quindi, insomma, spero che diciamo, questa vittoria per noi è stata importante perché non abbiamo avuto un periodo facile. Poi anche nell'ultimo mese e mezzo, insomma, col fatto che 4 ragazze sono state fuori per la nazionale, abbiamo lavorato veramente alla fine con le ragazze dell'Under 19, però lui è stato bravissimo comunque anche in questo periodo a farci lavorare, diciamo, a tenere sempre alta l'attenzione, la tensione perché ci sarebbe insomma servito poi una volta arrivata la Supercoppa. Quindi niente, sono veramente molto felice di lavorare insieme a lui.
Bene, Dani, io ho sentito delle cose che veramente mi stava scendendo la lacrimuccia, perché è vero, c'è una donna, quello che ha detto Susi, cioè se dall'altra parte non è che non è facile, ma forse devi dimostrare la tua competenza, c'è sempre In questa un'altra cosa. maniera, perché anche ai maschi lo devi fare, ma serve un modo. Nel mondo femminile ne serve un altro. Poi quello che ha detto Susi è giusto, perché le ragazze veramente si gettano nel fuoco per un allenatore se riesce a trovare la chiave e ti danno di più di quello che ti aspetti. Questa è la cosa che io ho notato nel passaggio dal maschile al femminile. E le ragazze ti danno molto di più. Devi essere tu bravo a fartelo dare. Meritartelo. Ecco, Sì, sì, a sì. fartelo dare. Questo secondo me è il passaggio. Bene, allora, sono già passati 30 minuti, spero che sia stata una bella chiacchierata anche per voi, perché per noi lo è stata davvero tanto, cioè è volata. La regia mi dice che io devo annunciare la parola video e partirà un video. Hai Turno saluti di finali? Nicoletti. Potrebbe essere la sua ultima stagione questa. Nicoletti, palo gol. Sì, Potrebbe essere la sua ultima stagione cheat. 7, 10, 12, quindi potrebbe essere una classe scaramantica, va bene, va bene. Siamo sempre così, dai. Allora, ragazze, grazie veramente, grazie moltissimo per averci intrattenuto anche con leggerezza, ma non solo leggerezza in termini di discorsi superficiali, ma molto anche che fanno pensare e fanno bene al nostro sport. Grazie ancora, Susi, e Grazie a Io voi. posso, Grazie a ne voi. approfitto di avere loro due, Aida, per fare i complimenti al pubblico del Falconara perché le riguarda, perché le ragazze del Bitonto, prima che iniziasse la gara, hanno dovuto attraversare il campo come quelle del Falconara per fare sì. l'ingresso, bellissimo peraltro, e il pubblico di Falconara le ha applaudite tutte, tutta la tribuna. E anche quando sono andate sul palco a prendersi la coppa, c'è stato un applauso bellissimo e magari loro non hanno sentito tra l'euforia, però è una cosa veramente bella questa, perché c'è tanta rivalità fra queste due squadre e lo sappiamo, però c'è anche tanto riconoscimento di, come dire, è una squadra forte, sono contento di potermela giocare con lei e quindi vi applaudo al di là di tutto. E questa cosa va un attimino evidenziata perché è un bel messaggio e io se mi metto nei panni di una giocatrice del Bitonto a inizio gara che sto entrando in campo e mi sento tutta una tribuna che mi applaude dall'altro lato, insomma, mi dà anche forza e carica oltre che piacere. Sì, Dani, secondo me si rispettano proprio perché vincono da anni, cioè nel senso che si sfidano proprio per un titolo, quindi c'è questa sorta di competizione e rispetto reciproca che secondo me ieri, no, quando è sabato io l'ho notato, cioè ho notato un pubblico, però pure le ragazze, cioè all'interno è stata una partita forte, però molto rispettosa, cioè non c'è Sì, stata la beh. Ida di turno che incitava i tifosi, no, è stata molto, molto rispettosa, quindi questo... No, guarda, io mi sono trovata in difficoltà perché non so se è giunta voce che devo scegliere il miglior giocatore della partita. Cioè, L'abbiamo veramente era cambiato difficile. 10 volte, Ida. Guarda, usciranno gli screen tra me e Daniele e faccio Lu, dai, ma che scatta ha fatto a 42 anni? Lu, cioè non può non darlo, non può darlo a Lu. E poi, ma chi se ne frega se non segna? Cioè, ma Lu è Lu. Poi Diana ha fatto una partita assurda. Poi Cenedesi ha fatto due gol. Cioè, è stato un'apocalisse scegliere. Isa Pereira al primo tempo, ho detto Isa, cioè se continua così Isa, cioè capito, è stata una roba È che stato non bello, una sapevo. partita per un bello spot per tutti noi. Va bene, Sì, ragazzi, è vero. abbiamo Tiberio, quindi rimanete e guardateci. Va bene, grazie mille. Un Ok, abbraccio. ciao, Ciao Ciao, ragazzi, ciao, grazie. bacione. Ciao ragazzi, buona serata. abbiamo Tiberio. Sì, 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 sì. Eccolo, subito presente. Che boss. Tiberio aspetta che sta... Perché non si In che barca sei Marco? Qual è? È un oblò. Questo. Stai a poppa Mi o a prua senti? innanzitutto? Sì, Sì, ti Marco, però fai sentiamo. vedere anche l'assistente Ma un io non attimo. sento voi Aspetta. però, Non ci sa... Come Allora, no? prova a uscire e a rientrare. Di.
Faccio intervenire Marenza che io non sento voi. Allora, Ciao Mare. Marco, prova a uscire e a rientrare. Ti mando un messaggio. Glielo scrivi tu, Dani? Sì, No, così è tolto. ok. Bellissimo questo, pure con l'assistente, con la compagna che gli fa da assistente, fantastico, fantastico. Sì, dai, è stata veramente una partita dove non ha mai avuto un padrone, anche come MVP siamo stati proprio in difficoltà, oltre al fatto che non c'è mai stato un padrone se non sul +3, perché anche sul +2 la partita era aperta. Però io penso che sia stata vinta chi ha difeso meglio nel momento che contava. In quei momenti lì, nel secondo tempo, secondo me ha difeso meglio il Bitonto, e quella cosa lì ha fatto la differenza. Marco, buonasera, ci senti? Buonasera. Non ci sente Marco. Mi viene il dubbio, non è che devi alzare il volume? Ora ti sento. Sai come sto? Ti sento dal telefono. Aspetta, perché due non l'avevo mai visto io. Aspetta, perché... Ma non è lo, non sono so, due ospiti, quindi ci sta. ma è un altro, non so io l'altro. Comunque Marco, ti interrompo perché appena sei entrato la Roma ha segnato, però ecco, Veramente? lo chiudiamo qua. Guarda, qua. ce l'ho qua a sinistra, c'ho solo il risultato perché ho spento per non avere l'audio. Bene, bella notizia. Bella notizia per me e per te. Sì, Esatto. sì. Comunque Sì, in sì. 3 minuti è successo di tutto, ha avuto il dono dell'ubiquità, cioè stava qua e stava da un'altra parte. Vabbè, questi sono i famosi 3 minuti di cui parliamo spesso, no? I 3 minuti. Va bene, allora io lo presento, anche se è già entrato, lo presento brevemente. Io naturalmente ho giocato al Tiki-Taka, quindi lo conosco bene e abbiamo un bel rapporto. Marco è è nel mondo del calcio a 5 da tempo, cioè non è solo Marco in Serie A, ma perché il Tiki-Taka, ora ce lo dirà meglio lui, ha fatto una bella gavetta, quindi in pochi anni è riuscito a salire e a mantenersi. Quindi, va bene, il press è di Francavilla, quindi Beh, guarda, grazie. anche, scusa se ti interrompo, anche perché finché ho potuto ho giocato, anche se in categorie un pochino più basse, però la mia C1, C2, insomma, me li sono fatti un po' di anni, quindi è una passione che parte prima di tutto dal fatto di aver giocato e dal fatto di avere un centro sportivo, quindi è legata proprio all'erba sintetica, al parquet nel caso tuo, no? Quindi, ok. Per la trasmissione, grazie, rimaniamo Certo. sul parquet. T'avevo Potremmo consigliato anche farne la uno perché erba sintetica, in effetti, ci possiamo provare anche. Guarda, sintetica. E perché una volta quando facevo la C2 io si giocava sull'erba sintetica, e la Serie D si gioca ancora eventualmente, volendo, sull'erba sintetica, sul cemento, e dalla C1 ai tempi c'era un'unica categoria, c'era la Serie C, poi fu sdoppiata in C1 e C2. E mi ricordo che si poteva giocare all'aperto, quindi ho giocato sotto la pioggia, nei campi di Celano, di Lugo de Marsi, di tante zone dell'Abruzzo, al limite proprio della praticabilità. Però, insomma, bella esperienza. Vabbè, fa bella esperienza, fa parte del percorso. Presto, allora, non andiamo tanto lontano, invece io ti voglio chiedere, cioè, io e te, da quando ci conosciamo, esaminiamo un po' le stagioni, no? Mi fai Diciamo, dire solo prima di entrare su questa stagione, perché ho sentito la vostra chiusura, solo sì, una piccola parola sulla Supercoppa e certo. legare questo discorso anche alla crescita del movimento stesso. Io penso che non vincano soltanto i giocatori, cioè i giocatori vincono, ma perché si possa vincere o raggiungere un obiettivo deve funzionare tutto a perfezione. Quindi una società in quel momento deve funzionare ogni figura che sta al proprio ruolo. E voglio dirti che secondo me nell'ottica di una crescita di prospettiva di questo sport al femminile, questa era la finale perfetta. Bitonto Falconara, la finale perfetta perché più di altri forse sono, direi, forse gli unici, non so, conosco poco la realtà del CMB che è una realtà piuttosto nuova, però sono le due società che sono riuscite a creare qualcosa anche al di fuori del parquet,
perché avere quei due pubblici in una finale significa veramente aver lavorato in una maniera strepitosa. Poi per me sono due pubblici diversi. Il Bitonto è un pubblico che nasce da un lavoro di una società fatto bene, che ha saputo appassionare anche chi non aveva manco idea che cosa fosse il futsal. Quindi un legame proprio con la città e con il presidente stesso, che in questo senso ha lavorato benissimo. Mentre l'altro è una cosa eccezionale, secondo me, perché è un fenomeno quasi cubano. Del popolo, io credo che Molto Che il Guevara, fa- sono d'accordo, ma molto... guarda, penso che sia la squadra proprio del popolo e È penso vero, è che vero. probabilmente se si fosse fatta la finale a Bolzano avrebbe giocato comunque in casa contro qualsiasi altro club. Aida ha giocato l'anno scorso contro di loro una finale scudetto in casa e sa che giocare con il Falconara significa giocare quasi sempre fuori casa per quello che loro sono in grado di muovere e di spostare. Quindi in questo senso veramente un fenomeno sociale. Però complimenti ad entrambi, complimenti a chi ha vinto ed è giusto che oggi queste siano le società che poi vanno a competere ai massimi livelli. Nella mia esperienza, tu Aida te lo ricordi, io sono felice di tutto il percorso fatto. Ecco, se c'è da trovare un limite al tiki-taka è che per quanto ci sia lavorato, tu hai giocato con me due finali scudetto, insomma per noi spostare 50-60 persone non è una cosa semplice e a Vabbè, volte secondo me insomma... la cosa a volte da cosa dipende, cioè nel senso io ho notato che magari città o paesi più piccoli creano una sorta di comunità, invece chi ha un bacino molto più ampio fa fatica, però cioè noi siamo Pescara, Francavilla è Guarda, la io patria, credo, no? hai centrato, credo che dipenda dal territorio, perché poi nel maschile, tra l'altro, si sono raggiunti risultati importanti, ma anche nel femminile con il Pescara stesso, e tu stessa li hai raggiunti. Io credo che non sia un problema di tiki-taka, penso che forse il Pescara anche negli scorsi anni lo abbia avuto anche più evidenziato. E credo che sia proprio un problema di territorio che per certi aspetti sicuramente c'è questa passione per il Pescara calcio a 11 maschile che coinvolge un po' tutti, compresa Francavilla, per cui resta il primo sport. E poi, e te ce lo siamo detti tante volte, da noi non si avvicinano solo appassionati, a volte si avvicinano, cioè, c'è un po' di provincialismo forse, sai, in questa zona qua, per cui non ci si riesce, in due si deve litigare piuttosto che mettersi a fianco e magari cercare di perseguire gli stessi obiettivi. È più facile, ma del resto questo un po' non è il futsal, è la vita, cioè è più facile scontrarsi che cercare di costruire qualcosa insieme, quindi è un po' una metafora della vita. Ma possiamo dire che il presidente è più Non ti filosofo della sento Serie più, A? ma mo perché? Non ti risento un'altra volta. Mare, se n'è andato l'audio. Il fatto che abbia il Giornata tutor. difficilissima. Aspetta che esco e rientro, eh. Sì. Esco e rientro dal telefono, un secondo. Comunque la cosa che ha detto Marco è vera, eh? Il fatto di alle volte è più facile farsi la guerra che fare la pace o unirsi, no? Io immagino che Marco si stia riferendo perché sono un paio di estati, perlomeno che sai, Sì, noi siamo di benissimo. strada, Aida, Sì, sì. e quindi Marco stavo dicendo che sono un paio di Sì, stati, il discorso che tu stavi dicendo, insomma, io e Aida siamo di strada, quindi le voci che percepiamo, stiamo tanto a contatto con le persone, le voci che devono arrivare era quella di una fusione fra voi e il Pescara Montesilvano, insomma, con le vecchie le denominazioni che ha cambiato. Non so se ti riferivi a quello oppure era un no, discorso più guarda, non largo. facevo. Allora, premesso che io avevo un ottimo rapporto con la vecchia presidenza del Pescara e ho un buon rapporto con l'attuale presidenza del Montesilvano, ma a prescindere da quello che sarà, c'è un po' di illogicità nell'avere due club sul territorio quando magari si potrebbe progetto condiviso. Ora,
tu me la metti così, io ti dico che personalmente, proprio io come Marco Tiberio, ma non il tiki-taka, io sono un po' stanco, ti dico la verità, ma sono stanco perché sto invecchiando, non per altro. E E soprattutto dopo perché otto... tifi la Roma e tifando Ma la Roma ti guarda, stanchi molto di più. Cioè, che questo... è veramente dura. Ho fatto 8 anni da presidente e devo dire che le mie soddisfazioni me le sono tolte perché nelle prime categorie in C e in A2 abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Abbiamo i primi anni anche con Aida che era con me provato a vincere un titolo, ci siamo andati vicinissimi. Io credo che il percorso sia un percorso importante e degno. Poi, sai, si cambiano i giocatori, si cambiano i dirigenti, insomma, guarda, Bramucci insegna, adesso c'è stato un passaggio a Falconara, quindi insomma, possono cambiare anche i presidenti, che magari mi piacerebbe insomma viverla un po' più, c'ho un progetto di vita mio personale a breve termine che voglio portare avanti, quindi ho bisogno di tempo. Però detto questo, se torniamo al tiki-taka futsal, purtroppo abbiamo fatto tanto, ma non quanto si è fatto in altre realtà che oggi primeggiano, però vince una sola, insomma, penso quest'anno se tutto va come ci auguriamo, ci entreremo per il quinto anno consecutivo playoff e coppa, penso che già questa è una grandissima soddisfazione, siamo sempre stati nei primi 4, nei primi 8. Dimmi Aida, scusa, sai che parlo tanto. No, vai tranquillo, mi piace perché è invitato a te. No, allora io pure, nel senso, ero convinta che sareste rientrati come sempre, cioè nel senso perché secondo me c'è una squadra, il CMB, che magari Ci stavo è un... arrivando, sì. quindi questa cosa sicuramente, guarda, conoscendoli so già come ragioni in questo, però ora sto vedendo un po', è uscita Prenna, è uscita Balardin, è uscita Benedetta, cioè ci sarà qualche innesto? Si parla di ridimensionamento oppure tu No, pensi che... innesto sicuramente no, ci potrebbe essere qualche altra, ci potrebbe essere un'altra uscita, ma quello che ti dico io è che oggi per me in Italia ti faccio un paragone, poi magari mi sbaglio e sarò smentito, per me non c'è storia, per me c'è un gap più ampio, non c'è mai stato negli scorsi anni, negli anni precedenti, c'è un gap più grande tra il CMB e tutte le altre squadre e ti metto sulla griglia di partenza Falconara, Bitonto e Roma chiaramente, probabilmente prima di questo mercato invernale anche il Tiki-Taka, ma c'è un gap maggiore tra CMB e queste rispetto a quello che ho visto tra Brasile e le altre nel mondiale, cioè parliamo proprio di anni luce. E poi ti ripeto, potrei essere smentito, ma il girone d'andata parla chiaro. Hanno vinto tutti gli scontri diretti, credo che hanno costruito una squadra eccezionale nel gruppo delle straniere e soprattutto non è il fatto di aver quello che hanno costruito, è la percezione di quello che stanno costruendo. Cioè la percezione è che non basta, questa società vuole allargare ancora di più il gap e vuole costruire qualcosa che e a quel punto, perdonami Aida, o arrivi secondo o arrivi ottavo è la stessa cosa, insomma, qua per portare avanti una società è complicato, devi stare dietro agli sponsor. Ricordiamo sempre che non è che abbiamo i diritti televisivi, vendiamo magliette, sai, ogni tanto ci chiamano aziende, a me fa ridere questa cosa perché sotto la voce entrate non vedo nessun, non c'è niente, quindi come si può definire azienda tutto questo? Lo trovo abbastanza... Noi viviamo di sponsor, basta che uno sponsor va in crisi che rischi a sua volta di andargli dietro, quindi questa è No, la in questo storia. sono d'accordo perché pure secondo me, Dani, ne abbiamo parlato pure io e te prima, quest'anno c'è un CMB, cosa che abbiamo un attimo messo un punto di domanda perché magari, a differenza degli altri anni, che è ok, il gap è netto, però ricordiamoci che da un po' di anni, da un paio di anni c'è la partita secca, la gara secca. Non so, cioè dovrebbe proprio succedere l'impossibile. A differenza degli altri anni che c'era prima il Falconara, poi il Bitonto, a 3 gare non avresti mai vinto contro delle corazze del genere. Invece col CMB l'unica speranza
dell'altra finalista potrebbe essere questa, secondo me. Però Questa è- guarda Ida, perdonami se mi permetto, lo leggo a quello che ho detto prima. A oggi il gap non è solo in campo. Cioè, se il Ah, gap fosse dai. solo in campo, cioè, io sono curioso di vedere come si arriva a maggio. La mia percezione è che il CMB arriva tosto. La mia percezione è che tutti gli altri rincorrano e fatichino a rincorrere. Poi attenzione, ti ripeto, se va in finale il Falconara, già ti dico, col Falconara tutto è possibile. Però la vedo favorita mi escludo come Tiki-Taka da questa lotta dopo il mercato invernale, la vedo favorita perché i nostri obiettivi chiaramente oggi cambiano e l'obiettivo è stare nelle prime 8. Oggettivamente la vedo favorita su Roma, Bitonto e Falconara. Non vedo altri possibili finalisti, poi che ti devo dire, Ma quando tutto. dici come ci arrivano, intendi proprio, cioè il Come benessere? società, è una società che oggi sta bene, sta meglio delle altre, è fresca per il fatto che è appena arrivata. Noi sono anni, guardate, io ve lo dico perché sto dall'altro lato, guardate che è dura portare avanti una cosa del genere per tanti anni, non è semplice mantenere sempre un certo standard. E quando sei fresco, io appena arrivato avevo una freschezza, tu l'hai vissuta, sei arrivato il secondo anno nostro di Serie A, ma già il primo anno abbiamo impattato con degli innesti importanti, c'era una freschezza, anche una giovinezza, una voglia di provare a vincere subito, insomma ci sono tanti fattori, il Bitonto stesso ha fatto questo percorso. Il Falconara è una cosa a sé proprio perché ha fatto un percorso più lungo, con alti, bassi, ma ti ripeto, è un fenomeno cubano lì, quindi fa storia a sé, fa storia a sé. Bramucci col sigaro, me lo immagino. Ma fa storia a sé, cioè, guarda, quando alla finale scudetto, io avevo il centro sportivo il giorno prima della finale scudetto contro Aida e contro il Pescara, e di persone di Falconara che era venuta il giorno prima, che mangiava da me, insomma c'era un ambiente, c'è un ambiente proprio diverso da tutti quanti gli altri. Ma l'hai sottolineato tu anche con l'applauso, no? No, è Sì, vero, sì, è vero. Comunque, è così, è così. dobbiamo fare i complimenti anche a Diego Sabatini, lo speaker dell'altra sera che ha fatto diventare una partita anche uno spettacolo meraviglioso. E devo dire l'ingresso in campo, la musica, la parte finale dove la squadra del Falconara è andata a cantare sotto la propria curva, è stata proprio una bella serata di sport. E quando sono andato a parlare a fine serata con Marco Bramucci, e gli ho detto, sai Daniele, tanti trofei, una volta lo alzi, una volta non lo alzi, quello che però a me mi riempie il cuore è vedere questo palazzetto così e questa gente così, quella è la mia vittoria, le coppe prendono polvere e io in questo mi ci rivedo al Guarda, 100%. questa Daniele, questa modalità NBA è fighissima, però anche fammi aprire un'altra finestra, alla modalità NBA ci arrivi con la volontà delle società, ma soprattutto con la federazione NBA che ti sta dietro. Io personalmente la federazione la sento 2 o 3 volte l'anno, principalmente, cioè la senti pochissimo, ma nemmeno gliene faccio una colpa, ci mancherebbe, cioè, ci vuole, ci vuole tanto per fare, ci vorrebbe questo, ci vorrebbe uno show, uno spettacolo, anche quello che stai facendo tu adesso è show, è spettacolo, no? Cioè ci vorrebbe tutto questo tipo di contorno che insieme si muove e fa sì che questo diventi qualcosa di più interessante, che vada a prendere una fascia sempre più ampia. Guarda, Aida ci insegna su questo, quindi abbiamo bisogno di follower, come si dice, di gente Sì, ho capito, bravo. che Visibili. guarda le partite, quindi sai, cioè noi possiamo provare, ma c'è bisogno del supporto della federazione, questo è poco ma sicuro. Resta una domanda perché è un po' pesante un po' come domanda, però cioè nel senso ho te qui e non posso non sfruttare appunto la tua capacità pure visionaria in un certo modo, perché tu oltre a fare presenza sei pure un imprenditore, cioè la vedi alla lunga la cosa. Secondo te il calcio a 5, cioè in che fase sta? In una fase adolescenziale, ma tra 5-6 anni tu probabilmente magari tra 10 anni sarai alle Canarie a fare il tuo progetto, ma invece il calcio a 5 secondo te
Cioè, se dovessi immaginare tra 5 anni, cioè reggeremo perché le squadre, cioè, l'anno scorso, ok, è crollato il Pescara, ogni anno ne salta qualcuno, cioè che tipo di proseguo vedi al nostro campionato? Ma guarda, te lo dicevo prima, facciamo un discorso pratico. Tolte un paio di realtà, diciamo che ci reggiamo sugli sponsor. Quindi è anche difficile fare un discorso di prospettiva senza legarlo a quello della società italiana, del mondo del lavoro italiano. Sono due cose che viaggiano di pari passo, perché lo sponsor, se è un'azienda che lavora, te lo fa, se è un'azienda che crolla, non te lo fa più. Quindi molto dipende anche da quanto poi il mondo vive di sponsor che vive attorno a questo mondo, però sai ben capire che tra l'altro spesso e volentieri sono sponsor piccolini o di veduta più piccola, perché un McDonald's o un Ryanair non ha per il nostro numero di follower, non ha interessi a passare sulla maglietta del Tiki Taka o piuttosto che di qualsiasi altra squadra. E quindi spesso siamo figli anche di piccole aziende, ognuno di noi ha sponsor locali, ancora non mi capita, passa dai contributi delle regioni, dai contributi. A me mi è arrivato un contributo, se vuoi ti faccio vedere, ce l'ho qua, un contributo della regione di 8 euro. Cioè 8 euro, non sto scherzando, ve lo potrei far Una vedere pizza e una birra la mangi. per meriti sportivi, cioè questo ti fa capire come fai a sostenere Questo era Marco senza codino, ricordiamolo. quando con qualche soldino in più, perché là no, guarda, io non cioè lo spero, ma ho i miei dubbi, onestamente. Non vedo cioè, penso che sarà più o meno sempre questo. Io invece una cosa che ho vissuto sabato, cioè ragionando su questo, però sabato ritrovarmi lì in una finale, uno spettacolo e tutto mi ha fatto prendere, lo so, magari è un'illusione e così via, però una boccata d'aria e allo stesso tempo una rosicata, perché dico, ma se fossero tutte così le partite, che chiaro. potenziale abbiamo che potremmo Chiaro. esprimere, cioè veramente unendoci e così molto di più, ma anche noi giocatrici, cioè io lo metto anche sul piano nostro, cioè la nostra visibilità e tutto, cioè saper pure venderci in un determinato modo, sì, in questo sono... Posso farti una domanda io a te? Ma certo. Tu pensi che tu mi hai definito in un certo senso, no? Sul lungo termine, quindi chiamiamola economia di lungo periodo, progettualità. Una domanda sui giocatori. Tu pensi che tendenzialmente, chiaramente sono discorsi non generalizzabili, i giocatori facciano progetti di lungo periodo? No. Cioè, o meglio, il 95% io nella mia carriera non ho mai sentito una mia compagna, magari dai 20 ai 30, non lo so, poi dai 30 anni ai 40 forse cambia la visione della vita e la maturità, però dai 20 ai 30 no. E infatti questo pure è un grande problema, penso. Io la penso esattamente come te, però ti dico che non lo giudico e non lo condanno, cioè mi rendo conto che magari a volte la scelta immediata può essere più conveniente e si entra nell'ambito dell'individualità e l'individuo può avere delle esigenze imminenti piuttosto che di lungo periodo. Quindi non lo giudico, però sono assolutamente d'accordo con la risposta che hai dato. E quando si parla di prospettiva, hai detto bene tu, tutto il mondo del futsal dovrebbe avere una prospettiva lungimirante, no? Una cosa fighissima, là c'è l'instant replay, no? Per esempio, guarda la differenza tra quella partita e una partita ordinaria. Già ieri nel ritorno al campionato la dimensione è un'altra, cioè parliamo proprio di due pianeti diversi e oggi non ci sono le potenzialità per fare tutte le partite così, ma non ci sono anche nel maschile, cioè questo anche nel maschile è così, quindi te lo può dire, guarda Daniele, vedo che conferma e mi fa piacere perché il mio pensiero è che se questo sport fosse nato negli Stati Uniti oggi staremmo a parlare di un'altra cosa. No, assolutamente. Io guarda, quest'anno sono andato a fare una partita di maschile a Genova di sabato sera
ed erano arrivati in 150 da Torino, che per carità è lì vicino, ma sono sempre 150 chilometri, quindi non è, di sabato sera a sostenere la propria squadra. Però di queste realtà anche nel maschile non ce ne sono tante. Mi viene in mente il Napoli, che comunque sia un transit di pazzi, gira per l'Italia sempre, ma è un transit, i soliti 8-10, capito? Quindi questa cosa sicuramente ha un peso. Il fatto di vedere purtroppo dei palazzetti ancora vuoti, io immagino la morte nel cuore di un presidente, no? Quindi mi collego al discorso di Marco, che lui dice la vittoria più bella è vedere questo pubblico tutto sempre presente. Marco Di Berio al Falconara quasi ufficiale. Ha parlato Che Guevara, ragazzi. Marco Di Berio al Falconara quasi ufficiale. Guarda, una cosa che non ti nego, io non fa parte del... Io credo che l'invidia sia un brutto sentimento, no? Leggevo quello che scrive Marco, quindi non fa parte di me. Almeno faccio di tutto lì dove qualche volta la spingo lontano, sempre ragionato così. Però se c'è una cosa che invidio a qualcuno è il pubblico di Falconara. Cioè, se tu mi dici che ti è mancato in questi 5 anni, io scelgo tutta la vita una partita con quel pubblico piuttosto che un trofeo vinto, perché penso che a livello di adrenalina o di emozioni ti possa dare quel qualcosa in più che ti resta nei ricordi, perché poi il trofeo lo metti sul tavolo e è finito là. E questo è quello che... Ma guarda, in questo senso pure lo stesso discorso vale per il Bidonto. Noi credo che come quello che ti dico, Aida l'ha vissuto. Io credo che la nostra massima, l'espressione massima del nostro pubblico l'abbiamo vissuto nella prima finale scudetto, nella partita in casa gara 1 col Bidonto, e poi quelle 2 trasferte dove c'è stato un seguito discreto di pubblico. Però insomma non era, te lo ricordi, no? Questo penso che sia... No, questa cosa. Allora, io sono passata da sabato a fare, diciamo, il prepartita nella Supercoppa, e a domenica, siccome nel weekend mi trovo a Roma, sono andata a vedere Roma-Montesilvano. E nel senso, mi piange il cuore, ma quella sembrava la Supercoppa uno spettacolo da Serie A. Invece non è che, nel senso, il livello di Roma-Montesilvano era basso, perché le giocatrici, c'era una che ha vinto la campionessa del mondo, nazionali, gente che gioca il nostro campionato da una vita, però il contorno era triste, cioè nel senso c'era poco, che probabilmente pure la Roma, magari essendo nuova, sta costruendo, per carità. Guarda, non so, Ida, sono d'accordo con te. Io penso che Roma, Lazio, kick-off, noi, insomma, siamo tutti più o Ma sai meno... perché secondo me è quello che hai fatto pure tu i primi anni, perché hai cambiato il tipo di tifoseria. Perché il Falconara, io ho visto bambini, e lo stesso Bitonto, qualcuno, con tamburi, maglie, bandiere, bambini, ragazzi, c'è gente sana, normale, giovane, appassionata, non ossessionata. Invece molte squadre per molto tempo si sono portati dietro quei 4, 5, 6 tifosi che stanno lì per un senso di appartenenza, per un senso di riconoscimento sociale, non lo so. Però ecco, il vero pubblico, secondo me, Falconara ce l'ha fatta. Tu i primi anni ce l'hai fatta, Bitondo ce l'ha fatta, perché ha costruito una tifoseria famiglia, una tifoseria di persone che proprio pagano per vedere uno spettacolo. Aida, guarda, ti ringrazio che mi metti con questi nomi, perché per me ti Vabbè, è ringrazio vero, i primi anni che c'ero Guarda, i primi anni quando riuscivamo a fare tanto pubblico, riuscivamo a fare 200 persone, 150 persone, però insomma il paragone con queste realtà è ancora molto lontano. Io ricordo la finale scudetto del secondo anno a Bari, Daniele se la ricorda sicuramente, tu eri in campo. Noi bastava una Polaroid per fotografare tutto il pubblico del Francavilla insieme, mentre al contrario ci voleva un grandangolo, o comunque avevamo una tribuna nero-verde di fronte impressionante. Ok, d'accordo a Bari, però
Sì, anche l'anno scorso ho avuto un paio di partite con dei picchi. Falconara vanno a vedere anche Falconara se gioca contro l'ultima, contro la penultima, o se fa una partita di Coppa Divisione, però non c'è più, una volta c'era. L'andrebbero a vedere anche se fa un amichevole col Chiaravalle, probabilmente la vanno a Però vedere. c'è arrivata, Quindi, hanno Eh, costruito, cioè c'è arrivata, ha sì, sì, investito. sì, sì. Poi Sì, dipende però sempre dalla realtà. Falconara e Kickoff sono le due matricole più antiche nel femminile, no? sì, Il sì. Falconara ha un mondo dietro, la Kickoff vuoi perché sta a Milano e quindi ci sono L'Inter, 7000 il sport. Milan, certo, certo, Capito? sì. Quindi cioè, Sì. puoi lavorare bene quanto vuoi, ma se dall'altra parte non c'è quella cosa lì, cioè io vado a vedere anche l'Olimpia ogni volta, spesso di basket, no? E non vedo quell'amore che ho visto a Falconara. Stiamo parlando di una società che è la società che ha vinto più titoli in Serie A di basket, quindi non stiamo parlando dell'ultima arrivata, capito? E quindi dico, sai, puoi lavorare bene quanto vuoi, ma se dall'altra parte non c'è quella cosa lì, difficilmente. Poi sì, Michele, Bitonto ha un tifo pazzesco, no, Bitonto ha un tifo al pari del Falconara, che è diverso, cioè il tifo del Bitonto è una roba devastante, vivono se tu giri per Bitonto, io ho avuto la fortuna, c'è maglie ovunque, bar, ti fermano, cioè fermano le ragazze, cioè c'è un amore più che un tifo, ecco. Falconara e Bitonto hanno amore. Purtroppo in altre realtà puoi lavorare bene quanto vuoi, ma purtroppo ci sono talmente tante cose tanti sport che non ti fanno, secondo me, tanto entrare dentro. Questo Sono è un po' d'accordo, il... poi ti aggiungo una cosa che ha detto Aida, che condivido, che la passione si costruisce da bambino. Io tifo Roma da quando sono nato praticamente, Io e da la prima. passione me l'ha passata mio nonno. Il senso è che probabilmente la differenza la potrebbe fare cominciare a portare le scuole, tu insegni Aida le scuole, i ragazzi, i giovani, e poi resta nel tempo. Premesso che siamo comunque in un periodo storico dove le passioni sono meteore, lo vedete nella Certo, musica, certo. lo vedete in qualsiasi forma artistica di oggi, sono spesso e volentieri un anno e poi spariscono, quindi è difficile, non avremo mai un gruppo come i Pink Floyd, no? Musicalmente Certo, capace certo. di appassionare, sarà Però in molto questo, difficile. Marco, ti dico una cosa molto velocemente, che secondo me, appunto, insegnando, secondo me i giovani hanno sempre tanto da dare. Quindi lì Certo, è certo, sì. spesso merito degli adulti coinvolgerli. Perché io mi ricordo quando cioè, giocavo al Pescara e allenavo i ragazzi, gli esordienti, io portavo ogni volta 20-25 ragazzi con le famiglie di questi ragazzi, cioè arrivano 40 persone, cioè questi ragazzi ora li rincontro da adulti perché hanno 17-18 anni, mi fanno, ma che bello era venirti a vedere, cioè, a giocare, cioè nel senso loro se lo ricordano, ma gli piaceva, cioè non è che li obbligavo io, però lì non doveva essere nel senso scopo mio, cioè non doveva partire da me, doveva partire da altro, capito? Certo, cioè, però sono d'accordissimo, bisogna muoversi, però non è manco... Guarda, ti faccio un esempio pratico, tu hai vissuto il territorio. E un modo per avvicinare sicuramente potrebbero essere le partite giovanili prima della partita, no? Potrebbe essere, fai under 14, under 12, under 16. Ecco, io per giocare, se volessi fare una domenica così, dalle 2 in poi, devo fare mutuo per un mutuo da cui non esco più, perché i costi dei palazzetti sono cose impressionanti. Giocare una partita costa 300 euro in casa, non so se 10 partite sono 3.000 euro. Insomma, se hai il palazzetto di proprietà puoi fare delle cose. Ecco, in questo senso fammi spendere una bella parola. Per me chi può crescere potrebbe essere proprio il Montesilvano, che oggi ha una presidenza rappresentata da chi gestisce il proprio palazzetto, e questo è un grosso vantaggio. Quindi per me è una realtà che nel tempo, se quest'anno riesce a rimanere in Serie A, e secondo me ce la farà, che può crescere. Abbiamo una domanda, vediamo un attimo perché pure qualche domanda magari è Sì, è una interessante. constatazione quella di Alessandro, che in realtà è così, nel senso spesso non fai neanche in tempo ad affezionarti, che poi purtroppo spariscono le società, no? Oggi come Però matricole... a questo punto non possiamo sempre trovare solo il problema, c'è da No, qualche no, no, parte, no, certo. no, Però c'è guarda, sullo sparire non se ne può fare manco sempre una questione, cioè sempre una questione economica. Le società possono fallire, ok, d'accordo.
Però è anche vero, cioè io vivo per esempio adesso un momento storico che sarebbe bello se ci fosse qualcuno sul territorio che porta avanti questa società che oggi è il tiki-taka, perché io magari sono arrivato, guardate il calcio a 11, cambiano i presidenti dopo 7, 8, no Daniele, sei d'accordo? Nel calcio a 11 cambiano, potrebbero cambiare anche nel calcio a 5. Il problema è che ogni volta che poni la domanda diventa un po', non so se avete visto Super Fantozzi, come la scena quella di Tozzi Fan dove si nascondono tutti ed è difficile trovare chi, perché altrimenti insomma ci può essere una continuità anche in questo senso. È faticoso e a me non spaventa il fatto, per esempio, di fare è che ogni anno nella costruzione i mesi più duri non sono quelli della stagione, i mesi più duri sono luglio, agosto, settembre, dove costruisci la stagione. E lì c'è un duro lavoro, finisci per fare solo questo e tutto il tuo tempo comincia a ruotare intorno a questo. C'è una cosa che non apprezzo che è il tempo. Il tempo non te lo ridanno e dopo 8 anni che ci dedichi ogni minuto della tua vita, magari dici ma un po' di tempo, questo è quello che dico io. Comunque, detto questo, visto che volevi parlare della giornata, abbiamo parlato tantissimo di altro, ma penso su tanti temi No, no, ma interessanti. nel senso è pure bello, con te non mi sarei mai aspettato un come hai visto la partita di ieri, no? Nel senso siamo andati oltre, quindi Ok. è bello pure così, no? Anzi, Guarda, Dani, è meglio. fammele dire due parole sulla partita di Eh, ieri, ma non tanto sulle. Io, visto che mi hai dato comunque questa, è io vi seguo, insomma, è carino, c'è tanta gente che segue che vive di futsal. Intanto dammi un'opportunità che è quella di ringraziare chi collabora con me e soprattutto chi ha collaborato con me negli ultimi 2 anni. Io ho avuto la fortuna perché da solo non fai niente, sai, stai qua, ti fai il figo, ma in realtà tutto quello che è stato il Tiki Taka è solo e esclusivamente grazie alla collaborazione di tante persone che ci hanno dedicato tempo e passione. Quindi, soprattutto negli ultimi anni, perché dopo il biennio con te non era facile tenere in piedi questa realtà e voglio ringraziare i miei collaboratori. E poi fammi ringraziare, questo è un momento un po' particolare di passaggio del Tiki Taka, l'hai detto tu, c'è qualche uscita così e voglio ringraziare tutto lo staff e le ragazze che ieri hanno dimostrato una grande professionalità. Sai, nel caso mio ci sono ragazzi che stanno con me da 5 anni, 4-5 anni, è una squadra quasi, sai, Duda, Bettioli, tu ci hai giocato assieme e voglio dire, tanto siamo in 12, tanto siamo in 7, tanto siamo. Io vedo sempre che per questa maglia si battono. Ma fammi una domanda curiosa, tipo qual è il giocatore più attaccato alla maglia del Tiki Taka? Dai, fammi queste domande alla tua. Allora, faccio finta di leggerla, che l'ho scritta io. Vai. Va bene. Qual è il giocatore che senti proprio che sente la maglia come una seconda pelle? Ho scritto proprio pelle qui, vedi, pagina c'è scritto, Vai, rispondi. Vado facile, se potessi, tu l'hai conosciuta, per me il giocatore nella storia del Tiki Taka che è stato più attaccato alla maglia è per distacco Aurora Gerardi, Ah, ok. ma per distacco proprio. Il E attuale giocatore, quando dello tu, attuale Duda, Brenda, insomma, ho fatto tutti e 5 gli anni con loro. Potresti invece due parole per Anna Lucia, perché so che tu, cioè, nel senso, sei molto Sono un affezionata perché debole per Anna. Allora, guarda, ci ho parlato oggi pomeriggio, tra l'altro gli faccio gli auguri che oggi è il è compleanno. vero, gli facciamo gli Quindi auguri. facciamole gli auguri. 12 anni, quanti ne ha fatti? 13, Ora vi Io, scontrerete. io ti dico che la scelta, guarda, lei è stata con me dal primo anno di Serie A che veniva dal Florida e è subentrata il primo anno. È arrivata prima di te, pensa un po', Aida, perché tu sei arrivato l'anno subito dopo. E stava giocando poco, stava trovando poco spazio, ci siamo anche sentiti, consultati e oggettivamente io stesso gli ho dato un certo tipo di consiglio perché sai, a oggi soprattutto per queste ragazze italiane giovani di 23-24 anni nell'ottica della nazionale devono cercare club dove fanno più minuti possibili in campo, cioè se vuoi avere una chance di andare in nazionale ti devi far vedere, quindi devi cercare un club che ti permetta di giocare. Stava giocando poco e abbiamo preso questa decisione. Ti dico e non ti nego perché sai che io non
dico bugie che col senno di poi, eh, se avessi saputo che magari qualcuno andava via o qualche, forse Anna Lucia avrebbe fatto comodo, ma comunque le auguro un grande in bocca al lupo, che sia Ieri ha tiki-taka, che giocato sia molto bene, io l'ho vista fare Anna una è bella partita. brava, 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 veramente, ha fatto una bellissima prestazione. Anna è Marco, brava c'è e Bellatin che dice devi ringraziare pure chi ha lavorato 3 mesi con te. ah, vabbè, ci manca. Guarda, di Giorgia ti posso dire solo cose. Ce l'ho avuto per 3 mesi. Mi dispiace di non averla conosciuta prima e averla avuta come giocatore prima per la professionalità, ma poi è molto forte, eh. Quindi forte, forte. Anche ieri aveva fatto, l'altro ieri aveva fatto il gol del 3-2. E poi è uscito fuori il bidonto strepitoso, secondo me, a livello di campo e anche penso che abbia meritato di vincere. Però insomma sì, ringrazio, ma guarda, ringrazio pure te, ringrazio Aida, sei stata 2 anni con me, insomma ci siamo tutti qui, ringrazi tutti quando, ma ancora non è tempo di saluti, perché qualora fosse i saluti li fai alla fine, ci mancano, cioè quest'anno ancora da vivere, poi sai che io sono uno che finché la fa con passione, quindi insomma finché si può competere proviamo a competere, non è che... Io Marco, secondo me ti faccio una domanda io, E ma fammela. secondo te, Sì. Aida, secondo te le ritornerà la voglia di tornare in campo oppure ha definitivamente smesso? Secondo te? Allora, lei mi ha mandato un messaggio per partecipare alla trasmissione l'altro ieri, o ieri era una cosa del genere, no, qualche l'altro giorno fa. ieri, Comunque io avevo la percezione di giocatori che stavano uscendo e lì nel momento in cui pensavo, ma qua non è che insomma ci può servire qualcuno a gennaio per completare la stagione, quindi pensando, ma non l'ho pensata, l'ho pensata finalizzata perché tu la descrivi spesso e bene, cioè lei l'ha descritta bene anche la televisione adesso, da grande match, no? L'ho pensata finalizzata soltanto al match, cioè l'avrei chiamata e gli avrei detto guarda Ida, vienimi a fare le partite, proprio perché comunque è quello che le auguro e sono convinto che potrebbe anche. Però nello stesso tempo ti dico che per me lei qualsiasi cosa fa la fa bene, cioè, quindi se io quello che le auguro è che sia felice lei, quindi deve decidere lei in quale mondo e in quale strada, insomma, e su quale campo. Anche questo ti vedo appassionata, no? Quindi io mi butto, mi diverto ogni cosa. Tra l'altro, ora non abbiamo tempo perché siamo andati un po' oltre, ma ritornerai e racconteremo anche di una partita a padel che pure là ci è riuscita bene a tutte e due, quindi quel che guarda, è un facciamo. peccato non poterlo fare adesso, però sì, sì, come no, come no. Cioè, lì Ho abbiamo fatto, trovato un pubblico importante contro, ma noi abbiamo ribaltato quella partita. è vero, verissimo, confermo. Aida è una Va grande giocatrice di padel, Daniele, eh? E io sono un buon Va giocatore, bene, per la prossima volta che vengo dalle vostre parti mi porto la borsa così vedrò. Va Va benissimo, bene, ci va troviamo bene. anche il quarto ed è fatta. Presto, va bene, grazie mille perché sei stato, cioè nel senso, hai argomentato tutti i tuoi pensieri, ma cioè, giocavo facile con te, ero sicura di questo e soprattutto hai toccato pure temi, cioè nel senso con delicatezza, però diciamo, hai parlato di cose che è innegabile perché si sentono questi rumors e così, quindi hai fatto pure un po' di chiarezza su tutto, quindi ti ringrazio per questo. Però guarda, noi ci siamo, nel senso che fino a fine Sì, sì, anno non è che dice saremo, chiuso, cioè, Sì, sì, no, no, ma no, che per stai questo scherzando? appunto che Cioè, hai detto, non, hai esordito con che pensi di rientrare tra i primi otto, quindi, 8, quindi ma anche, guarda, ti dico anche un'altra cosa che extracampo fammi chiudere, che così come ho sempre onorato gli impegni degli anni precedenti, onorerò gli impegni anche di questo. E questo, insomma, penso che lo abbiamo sempre fatto e lo faremo anche quest'anno. Io fino all'ultimo, insomma, la dignità è tutto nella vita, bisogna la dignità è la cosa più importante. Quindi in questo senso ci saremo e ci vogliamo anche divertire, insomma, fino alla fine. va bene, grazie Pres, Va grazie bene, davvero. Grazie Buona serata Marco. e salutaci grazie. il tuo assistente Mare, ciao. Da qua, guarda, ti saluta e vi saluta. Ok? Ciao, Ciao a ciao. Ciao, tutti ciao, ragazzi. ciao. Senti Aida, lunedì prossimo è il 22, quindi probabilmente ce ne stiamo con le famiglie. Vediamo, dai.
Sì, dai, allora, però secondo me una mezz'oretta, magari troviamo una mezz'oretta Io ci sto, io per sono farci gli auguri disponibile. di Natale, va bene? Quindi secondo me ci Va sta. bene, dai. Va bene, Glielo dobbiamo anche perché sono quelle 50, 60, 70 persone in linea sempre, quindi ce li facciamo questi auguri, va bene? va bene. Dani, un abbraccio, grazie davvero, cioè Grazie a grazie per tutti, non grazie. solo oggi, per sabato, per un po' di cose di emozioni che mi stai facendo vivere. Ecco, rimaniamo così. E grazie soprattutto a chi ci segue, a chi partecipa e soprattutto a chi si connetterà con noi lunedì per farci gli auguri, va bene? Perché lasciamoci. Esattamente. Va bene. Ciao Dani, buonanotte, buona Buonanotte serata. ragazzi, buonanotte Aida. Ciao ciao. Ciao a tutti, buona serata.